Allora, ci troviamo all'interno proprio del cuore pulsante operativo della protezione civile e di tanti altri, insomma, per quanto riguarda questa adunata nazionale, perché c'è anche un dietro le quinte dove si lavora 024, no? Intensamente, così. Sì, buonasera a tutti, qui siamo alla postazione radio per la gestione di tutti i collegamenti radio tra i nostri volontari che sono i referenti nelle varie postazioni, nelle varie attività per far servizio all'adunata, quindi nei vari hub, nei vari varchi, in zona stazione, nei campi, e possiamo vedere, Fabiano, fai vedere la maglia della rete delle telecomunicazioni sotto PDF, il primo. Ecco, questo è tutto il sistema, la maglia radio complessiva, flussi e deflussi, gestita da ANA, dall'Associazione Radio Amatori che adesso vi presento, e dalla Protezione Civile. Sostanzialmente sono i volontari sul posto, sia volontari Protezione Civile che ANA che ARI, sono tutti dotati di radio digitali e c'è un sistema di collegamento che permette di parlare via radio, ponti radio, collegamenti, con anche una stazione radio mobile all'interno della città di Udine, e i collegamenti con prefettura e questura, così che il flusso delle comunicazioni riesce a raggiungere tutti gli operatori del sistema. Senta, in quanti siete operativi in questa 4 giorni? Qui ci turniamo del settore volontariato, i funzionari della protezione civile, quindi 2 per turno, 2 la mattina, 2 il pomeriggio sera, siamo da giovedì fino a domenica, e poi abbiamo anche funzionari di protezione civile che fanno i capi hub, nei vari hub, Rizzi, hub commerciale, partidor, zona stadio, e quindi altre 10 persone, e poi ci sono il nucleo che stanno proprio operando adesso, delle telecomunicazioni gestite da volontari della protezione civile che sono dell'ARI. Ecco. Fino adesso sta procedendo tutto secondo copione? Sì, ci hanno affidato le attività da presidiare, ad ogni inizio turno e cambio turno verifichiamo i collegamenti, ci accertiamo che tutte le comande vengano eseguite, se c'è qualche criticità, cambio turno, la si gestisce assieme alla segreteria dell'ANA, del centro coordinamento dei soccorsi, che è più qua a vista, insomma, e questo è il sistema in cui noi lavoriamo. Bene, buon lavoro allora. Grazie. Ecco qui. Operatività 024 per 4-5 giorni, insomma, senza sosta, viene da dire. Sì, effettivamente dobbiamo dare una mano agli alpini per quanto riguarda le comunicazioni. Noi siamo comunque legati alla protezione civile come associazione radioamatori, che fa parte del Friuli Venezia Giulia, comprende 7 sezioni, diciamo, dislocate nelle varie province, e alcune attività limitrofe, e quindi noi più che altro operiamo in situazioni di emergenza, cioè nel caso in cui ci siano zone d'ombra anche dal punto di vista radioelettrico, dove magari i ponti ripetitori esistenti non riescono a coprire quel territorio, noi abbiamo la possibilità, grazie a quello che ci concede il Ministero, la possibilità di impostare un ponte provvisorio su frequenze che vanno dalle basse frequenze alle altissime frequenze, quindi abbiamo un ampio raggio di azione per quanto riguarda le coperture, ovviamente che dipendono dalle distanze, anche perché alcune frequenze vengono utilizzate per distanze notevoli, e quindi in questo caso comunque noi operiamo sia per quanto riguarda la fonia in modo tradizionale con le radio, se vogliamo, tradizionali, sia utilizzando anche alternativamente il sistema wifi nostro, che prevede anche un intranet separato oppure indipendente dall'internet internazionale e nazionale. Quindi in assenza di comunicazioni o di funzionamento dell'internet noi abbiamo
la possibilità di stabilire comunque un contatto per poter inviare email, immagini e cose del genere anche in caso di blackout totale. Il tutto ovviamente con le radio può funzionare anche senza l'energia elettrica, ma bastano le batterie o un'auto in moto, e quindi questo è anche un vantaggio. In questo caso abbiamo dei collegamenti anche VoIP, cioè dei telefoni in prefettura, in questura e qui in sala operativa, che sono interconnessi sempre attraverso la rete radio nostra. Senta, poi è importante da sottolineare il ruolo dei radioamatori, coincide anche per coincidenza, vuole che ci siano i 47 anni del terremoto del Friuli, i radioamatori furono i primi a far partire tutti i soccorsi e fare i famosi ponti radio per aiutare insomma, nelle zone colpite dal terremoto. No? Sì, sì. Ce n'è passata di acqua sotto i ponti, certo. Sono anche delle migliorie. Scusa, abbassa un po'. Sì, effettivamente i primi a dare l'annuncio, anche perché lì le comunicazioni erano interrotte in modo totale. Io mi ricordo in quegli anni, insomma, avevo circa una trentina d'anni, e quindi i radioamatori sono stati i primi a istituire i collegamenti. Addirittura noi abbiamo anche sul nostro sito alcune registrazioni che proprio riproducono le comunicazioni tra, per esempio, il maresciallo di Maiano e la sede dei carabinieri di Agemona Udine, dove annunciava che c'erano dei condomini caduti e delle bambini che erano sotto le macerie. E quindi sì, sono stati i primi a dare l'allarme, ma non solo nelle prime ore, anche successivamente hanno dato una mano anche per i soccorsi e per il trasporto anche dei feriti anche negli altri ospedali. Bene, allora la ringraziamo per la sua disponibilità e la lasciamo al suo lavoro. Grazie a voi. Grazie a lei.